come Fondazione Opera Immacolata Concezione partecipare o soprattutto sostenere questo progetto Una mano all'anziano nella sua seconda edizione parte dalla logica che la Fondazione ha da moltissimi anni, e cioè sostenere la longevità non tanto per una questione di assistenza, cosa che facciamo nelle nostre realtà, ma proprio per una questione di sostegno a una realtà di comunità. Sostenere gli anziani nella comunità, nella loro vita quotidiana, vincendo la solitudine, non serve solo per potergli dire io ti sto vicino, io ti assisto, ma serve proprio perché loro possano diventare protagonisti e diventare loro generativi per la comunità, cioè sostenere quei sentimenti di vicinanza, di condivisione e di vitalità all'interno di un quartiere deve essere qualcosa che diventa priorità per tutta la comunità. Farlo attraverso la vicinanza all'anziano in modo che lui si senta protagonista, quasi inconsapevole perché coinvolto, e quindi superare questo rischio che una volta anziani in casa per le fatiche, per le difficoltà, si tenta di chiudersi, c'è qualcuno che ti sta vicino, ti coinvolge, e proprio perché ha fatto questa azione verso di te automaticamente diventa un'azione verso tutta la comunità, quindi l'anziano diventa proprio protagonista. E quando si dice per la comunità vuol dire anche che i negozi coinvolti sono proprio loro che diventano le sentinelle di comunità, sentinelle di sicurezza. Solo una comunità viva può sentirsi sicura, quindi questo progetto non è solo, come dicevo prima, una mano all'anziano, ma è un anziano che attraverso questa mano tesa riesce a creare il cerchio dove tutti siamo collegati all'interno della comunità.